60.000 euro dati 3 anni fa, nel 2013, ad una famiglia che era chiaramente in difficoltà e che sono serviti per spese mediche, per spese legali perché c'è una causa in corso, per vivere perché è venuto meno chi portava il pane a casa pure. E allora di che cosa stiamo parlando? Se questa famiglia si è rimessa in carreggiata, oggi la domanda è una sola: sarebbe potuta accadere questa compravendita senza il movimento? No. Allora noi siamo intervenuti quando a novembre abbiamo conosciuto questa piccola storia, la seguivamo già da un po', però grazie ad un amico che io voglio ringraziare nell'anonimato, lui sa, sorriderà. Siamo venuti qui, abbiamo conosciuto queste persone. Sì, è davvero forte perché... E li abbiamo conosciuti, li abbiamo incontrati e gli abbiamo detto che sarebbero finiti anche loro nel tritacarne mediatico insieme a noi. E quindi dovevano essere pronti, perché le polemiche purtroppo, vedete, sono quelle lì. E alla fine, per gli amanti dei ragionamenti avvitati, qui c'è l'atto notarile di vendita, il rogito, e qui c'è l'atto di donazione dei nostri soldi alla famiglia. Sono atti pubblici, li potete scaricare direttamente, così poi magari dopo che li avete letti, se vi manca la carta igienica in casa, disciplinate anche il culo. E questo è lui. Per chi la legge, comodamente seduti dietro le loro scrivanie, dietro i loro computer, architettano praticamente questi ragionamenti avvitati e passano alla linea dei ingredienti i fatti che noi gli sottoponiamo. E loro sono lì sempre a guardarli praticamente e a ragionare su queste cose e giudicano e scrivono recensioni, scrivono articoli, fanno commenti e definiscono questi fatti populisti, mediocri, piccoli. La verità dei fatti, sapete qual è? La realtà è enormemente più bella ed è fortunatamente più bella, perché questi fatti hanno più anima e cuore di quelle persone che li hanno definiti mediocri, piccoli e populisti. Questa è la verità.